nuova missione, diciamo, della rubrica delle parole, cioè appare dalla rubrica in cui vado a parlare delle parole, cioè appare dal dizionario di Giuseppe Boerio del dialetto veneziano, e la parola d'ancuo che voglio parlare è coartata. È una parola antica e dice voce usata nel foro criminale, alibi, che vale prova di tempo e di luogo. Per esempio questa espressione dice provare una coartata, provare l'alibi, che vale provare la presenza di una persona in un luogo lontano, diverso da quello in cui si pretende che sia forte in un certo tempo. Voice used in the criminal tribunal, alibi, which means the test of time and place, excuse, exculpation. Va utilisé au tribunal pénal, alibi, qui signifie l'épreuve du temps et du lieu, excuse, disculpation. Poi questa espressione proporre una coartata, che dice proporre o ridurre la prova dell'alibi. Però puntualizza, benché nei dizionari non si trovi la voce coartata verbale di quartare e che ha lo stesso significato, essa è non di meno di molto uso e proprietà nelle scritture forensi, forse a preferenza dell'alibi, che è un latino pretto e fra noi meno inteso. Proposal induce proof of the alibi, although the word coartata, verbal of coartare, and which has the same figurative meaning, is not found in the dictionaries, it is nonetheless of much use and property in forensic writings, perhaps in preference to the alibi, which is a Latin pretto and between Venetian people is less understood. Proposer ou induire la preuve de l'alibi. Bien que le mot coartata verbal de coartare et qui a la même sens figuré ne se trouve pas dans le dictionnaire, il n'en est pas moins d'une grande utilité et propriété dans les écrits médico-légaux, peut-être de préférence à l'alibi, qui est un pretto latin et entre le peuple vénitien est moins compris. Mi pareva interessante andare a parlare di questo tema, perché è uno dei termini che evidentemente se lo parlava, insomma, anche a livello giuridico e a livello criminale, in questo caso in tribunale, dunque uno di quei termini della ricca lingua veneziana che una volta a quel tempo aveva parlato appunto come in inglese ancuo e anche scritta su documenti. Dunque se vedremo al prossimo video magari lascio come faccio di solito la traduzione che ho fatto mi e anche al testo di quello che diceva il dizionario, avevo lascio lì in la descrizione. Se vedremo al prossimo video con una nuova parola.